Alleluia. Vogliamo aprire la Bibbia nel libro dei Salmi e leggeremo un salmo, il 13. Gloria a te, Signore. È un salmo di Davide, salmo 13. Se l'avete trovato, inizio a leggere. Dall'inizio sono solo 5 versi. Salmo 13 dice così: fino a quando, o Eterno, mi dimenticherai? Sarà egli per sempre? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando avrò l'ansia nell'anima e l'affanno nel cuore tutto il giorno? Fino a quando si innalzerà il mio nemico su di me? Guarda, rispondimi, o Eterno, Dio mio. Illumina i miei occhi, che talora io non m'addormenti del sonno della morte, che talora il mio nemico non dica l'ho vinto, e i miei avversari non festeggino se io vacillo. Quanto a me, io confido nella tua bontà. Il mio cuore gioirà per la tua salvezza. Io canterò all'Eterno perché mi ha fatto del bene. Amen. Amen. Bellissimo salmo. Breve, 5 versi, ma quando Davide scrive queste parole, credo stava soffrendo profondamente e probabilmente si sentiva dimenticato da Dio. Perché leggiamo fino a quando, o Eterno, mi dimenticherai? Perché si sentiva dimenticato. Sarà per sempre. Lui parla con Dio ed esprime anche tutti i suoi dubbi riguardo alla fedeltà di Dio. Ma tu mi sei vicino a me, mi dimentichi, mi stai dimenticando. Ma fino a quando mi dimenticherai? Sarà per sempre. Non vedo più il tuo volto. Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? È come se non sentisse più la presenza di Dio. E a volte, sapete, può capitare, anche nel credente più spirituale, può capitare che attraversiamo proprio questi momenti, perché siamo uomini fallaci. Ma Dio è fedele e rimane fedele. Alleluia. Una parte di noi può sentirsi dimenticata da Dio, perché da tanto tempo che affronti delle difficoltà, perché da tempo che preghi per qualcosa, ma onestamente, esaminando noi stessi, mentre preghiamo, mentre ci rivolgiamo al Signore, ma la nostra vita è concentrata alla ricerca della santità di Dio? O preghiamo il Signore e nel contempo viviamo facendo quello che vogliamo, che la nostra carne desidera? Se stiamo vivendo questa contraddizione, il risultato è che ci sentiamo dimenticati da Dio, ci sentiamo lontani dal Dio, non vediamo più il volto di Dio quando preghiamo, quando invochiamo il suo nome. Fino a quando avrò l'ansia nell'anima? Fino a quando? Fino a che non ritornerai a cercare il Signore con tutto il tuo cuore, ad avere fiducia in Lui. Amen? Ci saranno questi momenti di tristezza spirituale, di sofferenza spirituale, perché in realtà noi siamo lontani dalla sua presenza. Ma fino a quando avrò l'ansia nell'anima e l'affanno nel cuore tutto il giorno? Davide aveva i suoi problemi. Era un re, aveva i problemi in famiglia, aveva problemi nella corte, tra i soldati, c'era chi lo voleva tradire, c'era uno Stato da mandare avanti, c'era un popolo da guidare,
che in realtà non era neanche il suo popolo, lui sapeva che era il popolo di Dio ed era stato unto da Dio stesso per essere re di quel popolo. Quindi aveva tanti pensieri, immagino, no? A parte i nemici, le altre nazioni esterni, aveva anche nemici interni. Alleluia. Fino a quando si innalzerà il mio nemico su di me? Vedeva persino i nemici avere la meglio su di lui. Ma è mai possibile che un figlio di Dio, un uomo unto da Dio, possa vivere questi momenti? È possibile se noi viviamo lontani dalla sua presenza, se il nostro cuore non è interamente dato a Lui. Amen. E allora viviamo questi momenti, anche se siamo credenti, anche se ci siamo battezzati, anche se abbiamo dato il nostro cuore al Signore, abbiamo confessato i nostri peccati a Lui, anche se abbiamo ricevuto il perdono. Sì, è possibile vivere questi momenti, perché giorno dopo giorno dobbiamo essere vicini a Lui. Amen. Giorno dopo giorno dobbiamo vivere questo rapporto con Dio, questa comunione che deve essere sempre viva. Il fuoco deve essere sempre acceso. Non dobbiamo mai permettere che il fuoco, lo zelo, l'ardore venga meno. E il rischio, soprattutto in questi tempi, è proprio questo: spegnerci. Alleluia. Quando stai per spegnerti, riconoscilo subito. Vai ai piedi del Signore. Amen. E come Davide, fagli questa richiesta: Signore, fammi del bene. Amen. Non permettere che io mi spenga. Alleluia. Addirittura Davide dice: guarda, rispondimi, o eterno Dio mio. Amen. Guarda, Signore, guardami, illumina i miei occhi, perché tante volte anche la lontananza verso Dio, con Dio, fa venire le tenebre, ritornano le tenebre. Ma come? Noi siamo nella luce? Sì, ma se ti allontani, più lontano stai dal Signore e più le tenebre si riavvicinano. Amen. Il segreto per avere luce è stare vicino alla luce. Amen. E fare che in modo che la luce non sia esterna solo, ma che sia anche dentro di noi. Alleluia. Quindi illumina i miei occhi, che talora io non mi addormenti del sonno della morte. Ma di quale morte sta parlando? Quella fisica? Probabilmente, ma io credo che stia parlando di una morte ancora più brutta di quella fisica. Una morte spirituale, perché si può morire spiritualmente. Amen, si può morire. Alleluia, si può morire non solo fisicamente, ma anche spiritualmente. E non tutte le persone che vivono sono in realtà vive. Anche se vivono e respirano, molte persone sono morte, perché hanno la morte del peccato nella loro vita. Sono dati al peccato, sono legati al peccato. E se Cristo Gesù non interviene a spezzare quel legame, la morte spirituale interverrà nella loro vita. Perché il salario della morte il salario del peccato è la morte. Amen. Cioè la conseguenza del peccato è la morte spirituale, la separazione eterna da Dio. E quando siamo separati da Dio, soffriamo. Ma non è una sofferenza fisica, è una sofferenza spirituale. Proprio come Davide: fino a quando mi dimenticherai? Ma fino a quando? Signore, sarà per sempre? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Ma fino a quando avrò affanno nel cuore tutto il giorno? Fino a quando? Fino a quando si innalzerà il mio nemico su di me? Alleluia. Guarda, rispondimi,
o Eterno, illumina i miei occhi, che talora io non m'addormenti del sonno della morte. Alleluia, vogliamo dire, Signore, non lo permettere. Amen. Alleluia, voglio stare vicino a te, Signore. Voglio stare vicino alla tua dolce presenza. Come si sta vicino al Signore? Cercandolo, invocando il suo nome, pregandolo, leggendo la Bibbia, frequentando i culti. Amen. E la parola, la presenza dello Spirito Santo ci porterà più vicini al Signore. Amen. Alleluia. Quanto a me, io confido nella tua bontà. E alla fine Davide giunge ad una conclusione, che deve essere la conclusione alla quale dobbiamo giungere tutti noi credenti, anche se attraversiamo momenti difficili, momenti nei quali dubitiamo anche della fedeltà del Signore. Alleluia, anche se sentiamo che non sentiamo più la presenza del Signore, dobbiamo giungere a questa gloriosa conclusione, prendere posizione. Quanto a me, io confido nella tua bontà, io so che tu sei buono, Signore, allora vado avanti e mi fido di te, della tua bontà. Tu sei buono, Signore, e perché tu sei buono mi farai ancora del bene, anche se non lo merito. Amen. Alleluia. Così dice Davide, quanto a me, io confido nella tua bontà, non nella mia bontà, ma nella tua bontà. Il mio cuore gioirà, adesso non gioisce, ma gioirà, a me gioirà, perché mi riavvicinerò a te e avrò di nuovo la gioia per la tua salvezza. Amen. Alleluia. Io canterò all'Eterno perché mi ha fatto del bene, lo potrò testimoniare. Il Signore mi ha fatto ancora del bene. Dopo tanti anni, sì, ho cercato il Signore di nuovo ed Egli mi ha risposto. Mi ha fatto del bene, avevo bisogno di un suo intervento ed ecco la testimonianza viene genuina. La testimonianza viene con sincerità, senza che nessuno ti dica dai, testimonia e dai e vai. C'è qualcuno che vuole testimoniare? No. Quando si sente che il Signore è intervenuto, si ha il dovere e il piacere di dire il Signore mi ha fatto del bene. Amen. Il Signore ha risposto alla mia preghiera. Ero lontano, attraversavo un momento di difficoltà e guardate che ogni credente, anche il più spirituale, ripeto, può attraversare questi momenti. Non dobbiamo pensare male o giudicare male coloro che ci stanno accanto. Alleluia. Ma vogliamo pensare una cosa, siamo tutti nella stessa barca. Alleluia. Stiamo remando. Amen. Alleluia. Mentre remiamo, può darsi che la tempesta la dobbiamo affrontare. Amen. Ma continuiamo a remare? Sì. Ci stanchiamo? Sì. Ma nella barca c'è Gesù. Amen. Amen. E allora con fiducia dobbiamo aspettare. Amen. Che ritorni la quiete, che il Signore intervenga. Ecco, questo fino a quando fa capire che c'è un limite, no? E inconsapevolmente Davide dice ci sarà un momento nel quale la mia sofferenza finirà, no? Fino a quando dovrò soffrire? Fino a quando mi dimenticherai? Fino a quando? Sarà per sempre. Alleluia. Grazie a Dio che subentra poi la fede, no? Che è il nostro sostegno. Quanto a me, io confido nella tua bontà. Il mio cuore gioirà per la salvezza. Vogliamo avere questa fiducia nel Signore, che anche se stiamo soffrendo, non è per sempre. Forse c'è bisogno, c'è necessità che ne ritorniamo alla sua presenza. Amen. Ad avere quella comunione forte che avevamo forse un tempo e che abbiamo perso per vari motivi, no? Però una cosa è necessaria, lo dice anche Paolo: esaminate voi stessi, esaminiamoci, non solo quando c'è la Santa Cena, no?
Prima di prendere la Santa Cena riflettiamo, Signore, come sono davanti a Te, perdonami. Ma vogliamo farlo ogni giorno, che esaminiamo noi stessi e torniamo al Signore. Vediamo se con coraggio e anche con fiducia nel Signore vogliamo chiedere al Signore, guarda nel mio cuore, guardami, vedi se c'è qualcosa che io ho fatto entrare in un modo inconsapevole perché la mia carne è stata più forte, no? Ho ceduto ed è entrato qualcosa che non doveva entrare nella mia vita e questo qualcosa mi separa, procura separazione, distanza, no? Fra me e Te. E allora con fiducia vogliamo dire, Signore, guarda dentro di me, aiutami, fammi del bene. Il bene che possiamo ricevere dal Signore è liberarci da tutti questi ostacoli, amen? E sentire la Sua presenza. Gloria a Dio. E quando sentiremo la Sua presenza così forte, come nei primi giorni della nostra confessione, non diremo fino a quando mi dimenticherai, ma diremo io aspetterò il Signore. Io so che il mio Redentore vive e interverrà, mi libererà e io gioirò. Amen. Alleluia. I ragionamenti cambiano anche in proporzione a quella che è la nostra distanza con Dio. Più vicini siamo con Dio, più esprimiamo fiducia. Più il nemico è lontano da noi e riceviamo vittoria su vittoria. Se siamo lontani, perché trascuriamo, ripeto, la lettura della parola, la frequenza dei culti, la preghiera personale, se ci allontaniamo, e allora anche noi avremo le tenebre che ritorneranno, sentiremo che siamo stati dimenticati quando non siamo dimenticati, perché il Signore non si dimentica di nessuno. È vero? Risulta così nella parola. Egli non si dimentica di nessuno, amen? Si ricorda di tutti. Mi tocca sempre quello che disse il ladrone sulla croce. Rimprovera quell'altro che lo prendeva in giro a Gesù, no? Ma cosa dici? Per noi è giusta questa pena, ma non per lui. Cosa ha fatto lui? Noi siamo ladroni, è giusto che dobbiamo pagare, ma lui cosa ha fatto? Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno, quando sarai in paradiso, ricordati di me. E cosa dice il Signore? Oggi tu sarai con me in paradiso. Amen. Alleluia, perché il Signore non si dimentica di nessuno. Egli si ricorda che siamo polvere, che siamo fallaci, che siamo deboli. Quindi quando prendiamo la decisione di ritornare al Signore, possiamo godere della sua forza. Alleluia. Vogliamo ringraziare il Signore insieme. Alleluia. Non so se stiamo attraversando dei momenti difficili, ma non vogliamo sentirci giudicati. Vogliamo sentirci compresi dal Signore. Lui ci comprende, ma vogliamo che emerga la fede in Lui, affinché possiamo dire, anche se non sento ora la Sua presenza, so che mi riavvicinerò a Lui, ora lo voglio fare, e le tenebre si schiariranno nella mia vita, la luce sarà ancora forte in me e il Signore mi farà del bene ancora una volta. Amen. Alleluia. Vogliamo chinare il nostro capo, gloria a Gesù.